When the stars make you blue just like pasta fazool, that's amore. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. In famiglia si è sempre parlato di calcio, con un fratello e il papà che sono arrivati in Serie C. Comincia a giocare nel Montecatini, matura nelle giovanili dell'Atalanta, esordisce in prima squadra ed è promosso in A. Passa alla Fiorentina che lo fa debuttare in Europa. Sampdoria, Inter e Milan gli permettono di raggiungere la nazionale. Convocato con Italia Football Club Giampaolo Pazzini, quando il calcio è una cosa di famiglia. Sì, è vero, sia mio papà e mio fratello maggiore giocavano, quindi sono cresciuto con questa passione per il calcio sin da bambino. C'è molta differenza di età tra me e mio fratello, però insomma gli ultimi anni suoi sono riuscito a vedere diverse partite. Sei toscano, della provincia di Pistoia, però ti trasferisci subito da piccolo a Bergamo perché cresci nel vivaio dell'Atalanta, decisamente un altro ambiente. Sai, ero piccolo, quindi avevo 14 anni, vivevo in un contesto. Comunque le persone toscane sono un pochino più aperte e comunque sono cresciuto in un contesto così, ero abituato così. A Bergamo ho trovato un altro tipo di cultura, persone più riservate, più timide, però allo stesso tempo mi sono trovato molto bene, perché comunque sono stato 6 anni e mezzo, quindi da bambino sono diventato ragazzo. E in Lombardia ti mancavano le tavolate toscane? Diciamo che ci piace mangiare parecchio, in Toscana siamo degli ottimi ristoratori, c'è tante cose buone, quindi ci piace parecchio, sì. In Italia in tutte le parti si mangia bene, in Toscana è chiaro che la carne, un bel filetto con un bicchiere di vino rosso, insomma, è buono. Il gusto dello sport. Gli ingredienti per questo piatto sono un filetto di manzo, sale grosso, pepe verde, burro, brandy o cognac, brodo di carne, panna e olio extravergine di oliva. In una padella calda un goccio d'olio extravergine d'oliva, una dose generosa di burro. A questo punto andiamo a inserire un po' di pepe verde e a dargli una leggera pestata con un batticarne, in modo da tirarne fuori i profumi. Ora si può inserire il filetto. Una leggera salata e andiamo a girare. A questo punto possiamo levare il nostro filetto, appoggiarlo a riposare su una placca, eliminare i liquidi di cottura ormai bruciati, pepe verde in grani, del brandy, sempre lontano dal fuoco. Evaporato tutto l'alcol, possiamo dare a unire la panna e del brodo di carne. Una volta ripreso il bollore, andiamo a reinserire il nostro filetto in modo da insaporire. Lo rigiriamo in modo che tutti i lati siano ben irrorati. Cottura ultimata. Andiamo a posizionare il nostro filetto al centro del piatto, controlliamo la densità della salsa e se necessario ritorniamo sul fuoco. Siamo pronti a condire una generosa dose di salsa. Il filetto dal pepe verde è pronto, buon appetito a tutti. Dopo 6 anni a Bergamo, l'esordio in A, torni nella tua regione e a Firenze ritrovi anche i gusti di casa. Sì, Firenze diciamo che ero ancora più facilitato nel trovare certi ristoranti. Mi piacciono comunque le paste, mi piace la pizza, mi piace la carne, mi piacciono quindi troppe cose. La cucina milanese è buona e poi Milano ti offre, penso, tutti i tipi di ristoranti, tutti i tipi di culture, quindi c'è un sacco da sperimentare. Da ragazzo grandi soddisfazioni, hai giocato in tutte le nazionali giovanili, vincendo anche l'Europeo Under 19. Sì, gli europei Under 19 è una cosa bella perché era la prima cosa importante di noi giovani e poi insomma ancora non c'è riuscito nessuno a livello della nazionale italiana Under 19, quindi insomma una cosa bella. E nel 2010 il debutto di Pazzini ad un mondiale, quello sudafricano. Che ricordo hai? Bello, anche se è stato un mondiale molto, molto sfortunato, però sicuramente già la nazionale è un sogno da bambino, aver disputato comunque un mondiale è una cosa molto bella perché prima lo vedevi sempre in televisione e viverlo è stata una bellissima emozione. When the stars make you blue just like pasta fazool, that's amore. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. Saluto a Italia Football Club, ciao ciao! When the stars make you blue just like pasta fazool, that's